Sì, adesso ci prepariamo per vivere il momento della processione in cui ci sarà anche l'incontro tra San Giuseppe e la Beata Vergine Maria. In questa giornata noi vogliamo pregare per tutti i papà, perché proprio sull'esempio di San Giuseppe siano custodi amorevoli delle famiglie loro affidate, e ci invochiamo anche la protezione della Madonna chiedendo il dono della pace per tutte le nostre famiglie. Come sarà articolata questa processione? Adesso noi ci recheremo nella chiesa dell'Annunziata e uscirà dalla chiesa il fercolo della Maria Santissima Annunziata, e qui ci sarà l'incontro con San Giuseppe, e poi proseguiranno insieme per il consueto tragitto processionale, e poi San Giuseppe accompagnerà anche la Madonna nella sua chiesa, e farà poi il ritorno San Giuseppe in questa chiesa della parrocchia di San Pantaleone. Oggi festeggiamo San Giuseppe, festa del papà. Ad Alcara c'è una bellissima processione, sta per arrivare il fercolo dell'Annunziata qui in piazza San Pantaleone, da qui partirà la processione insieme a San Giuseppe. Parliamo di questo giorno, quanto è sentito dalla comunità? Alcara è una piccola comunità, un piccolo borgo, e tutte queste manifestazioni religiose sono ancora abbastanza sentite. Si percorreranno i vicoli del centro, avranno modo tutti anche dalle loro case di apprezzare il fascino di questo evento. Sì, ci sarà questa processione con i due fercoli di San Giuseppe e dell'Annunziata, e poi si replicherà di nuovo giorno 25. Quale invito facciamo a tutti coloro che ci stanno guardando? Di venire per il 25 per la processione poi per l'Annunziata, e di passare qui le festività pasquali.